Il panettiere di Cammarata Giacomo Zimbardo, vicepresidente di Confcommercio per la provincia di Agrigento, è stato premiato a Milano con il riconoscimento Arte del Gusto nell'ambito della 26esima edizione del Premio delle Arti e della Cultura. Durante la cerimonia di premiazione, il professor Carlo Franza, storico della moderna e contemporanea e presidente della giuria, ha esaltato le doti artigiane dell'agrigentino. A consegnare il premio a Giacomo Zimbardo è stato Francesco Caro Prese, vicepresidente dell'Ordine Giornalisti della Lombardia. Apprezzamento ha espresso il presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana. Italiana di profilata eccellenza che da anni lavora per tradizione nel settore gastronomico, ancorata alla valorizzazione del commercio di prodotti siciliani di altissimo livello e acquisendo un primariato per il Made in Italy. Per la spiccata esperienza e professionalità a Giacomo Zimbardo e al suo laboratorio panificio questo premio di Arte del Gusto Italy, che certifica sia il brand italiano di peculiare eccellenza che la denominazione di azienda leader nel settore alimentare. Grazie. Grazie veramente. Ritorno da Milano con grande soddisfazione, ho preso un premio internazionale sull'esaltazione del gusto dei nostri prodotti, soprattutto dei prodotti siciliani. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie e soprattutto i miei collaboratori. Grazie.